Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Nel Messinese sospeso un docente accusato di 2 violenze sessuali e 2 tentativi di violenza nei confronti di 4 studentesse minorenni che frequentavano l'istituto scolastico in cui insegnava. A Bagheria un branco di giovanissimi ha pestato un 14enne per un selfie con una ragazza postato sui social. A Catania preso il pirata della strada che ha travolto un pedone di 93 anni in Corso Italia. Aveva finto di essere un soccorritore prima di dileguarsi. In Italia bisogna investire sul diportismo nautico. Sono le parole del ministro per il mare Nello Musumeci in visita al Salone Nautico del Mediterraneo in corso nel polo fieristico di Mister Bianco. Pirandello nel manifesto di Etna Comics 2024 firmato da Zero Calcare, che sarà l'ospite d'onore a Catania. Svelato il poster della 12ª edizione del Festival Internazionale del Fumetto che si terrà alle Ciminiere dal 6 al 9 giugno. Calcio, prime parole da tecnico rosso-azzurro per Michele Zeoli alla vigilia di Catania Potenza. Il Messina in trasferta in casa della vicecapolista Benevento, vigilia di campionato anche per il Palermo che sarà impegnato oggi sul campo del fanalino di coda Lecco. Ancora buongiorno, buona domenica. In apertura del nostro telegiornale vi diamo una notizia che può essere utile a molti nostri telespettatori che potrebbero trovarsi in transito nella zona industriale, perché a Catania si sta tentando di rimuovere un ordigno bellico di 250 kg di nazionalità tedesca, un ordigno della Seconda Guerra Mondiale, e dalle 6 del mattino si è insediato il centro coordinamento dei soccorsi. Le operazioni, dicevo, sono già in corso e comporteranno l'evacuazione dello stabilimento della SIBEG, della sede della MTS e il blocco totale del traffico aereo dalle 7:30 fino alle 8, quindi insomma si è già concluso, ma ci sono ancora delle ripercussioni proprio sul traffico aereo fino alle 12:30 e insomma è previsto l'ordinario operazione per la rimozione appunto di questo ordigno bellico. E adesso cambiamo argomento. Misura cautelare della sospensione dell'esercizio del pubblico ufficio è stato emesso dalla Procura di Patti a carico di un docente di un istituto superiore di Sant'Agata di Militello nel Messinese. A suo carico l'accusa di 2 violenze sessuali e 2 tentate violenze. Un anno fa, pensate, nello stesso istituto era stato registrato un caso simile. Francesco Triolo. Un docente di un istituto superiore di Sant'Agata di Militello è stato sospeso all'esercizio della sua funzione per un anno con l'accusa provvisoria a suo carico di 2 violenze sessuali consumate e 2 tentate violenze a 4 studentesse minorenni frequentanti lo stesso istituto scolastico presso cui insegna. Le indagini piuttosto articolate sono state condotte dagli agenti del commissariato di polizia di Sant'Agata di Militello sotto la direzione della Procura di Patti e avrebbero consentito di acquisire un quadro accusatorio ben delineata a carico del docente. La contestazione provvisoria riguarderebbe presunti palpeggiamenti, carezze, baci e ammiccamenti che il docente avrebbe posto in essere nei confronti delle studentesse durante le ore di lezione. Il GIP di Patti ha valutato l'ampio quadro indiziario offerto dalle forze dell'ordine, rafforzato dalle narrazioni di diversi studenti che hanno dato riscontro al quadro accusatorio. Al docente quindi è stato intimato di non riprendere la propria attività didattica per un anno. Un branco di ragazzini in azione a Bagheria nel Palermitano ha mandato all'ospedale un 14enne pestato per un selfie con una ragazza. Il selfie era stato diffuso sui social. In provincia di Palermo cresce l'allarme, bullismo e servizio di Maglio Viola.
Pestato a sangue in una vera e propria spedizione punitiva per un selfie con una ragazza postato sui social. Vittima un ragazzino di appena 14 anni raggiunto all'uscita di scuola e attirato nei pressi di un distributore di carburanti dove lo attendevano in 6 o 7 tutti coetanei o poco più grandi di lui, appunto per pestarlo. Il ragazzo, che frequenta il liceo scientifico Giuseppe D'Alessandro di Bagheria, a pochi chilometri da Palermo, sarebbe rimasto vittima del branco che ha agito mosso dal fidanzato della ragazzina con cui il giovane ha postato il selfie. Il giovanissimo si è dovuto rivolgere al pronto soccorso, dove è stato medicato e refertato con una prognosi di 5 giorni. L'aggressione si è consumata a inizio settimana, ma già giovedì il ragazzo era tornato a scuola. L'episodio è stato però denunciato e sul branco indaga ora la polizia, che ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza degli esercizi commerciali della zona, compresa la stazione di rifornimento. Il movente della gelosia deriva dalle dichiarazioni di alcuni ragazzi della stessa scuola ascoltati dalle forze dell'ordine. La scuola è da tempo impegnata in attività contro la violenza, il bullismo e il cyberbullismo, ma l'aggressione è avvenuta fuori dai locali dell'istituto, anche se cresce la preoccupazione da parte del corpo docente per un episodio che viene considerato inaccettabile. A Catania svolta nelle indagini sull'incidente stradale del 1° marzo in Corso Italia, che è costato la vita ad un anziano travolto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Il pirata della strada è un uomo che aveva finto di essere un soccorritore. Il servizio di Emanuela Corsi. È stato identificato anche grazie alle telecamere di videosorveglianza il responsabile dell'omicidio stradale avvenuto in Corso Italia a Catania, nel quale è morto il 94enne Agatino Botta. Il pirata della strada sarebbe un 63enne residente nella provincia di Catania che si trovava a bordo di un Audi A4. Secondo la ricostruzione degli investigatori erano circa le 8:30 del 1° marzo. La vittima, portiere in pensione residente nella zona, stava attraversando il Corso Italia all'altezza di questo incrocio con il Viale Libertà quando è stata investita dall'auto. Il conducente, secondo quanto riferito da alcuni testimoni e confermato dalla questura di Catania, si è fermato ed è sceso dall'auto per alcuni minuti. Agli agenti, che nel frattempo avevano raggiunto il luogo dell'incidente, si era qualificato come un semplice soccorritore perché aveva notato l'anziano a terra. I poliziotti a quel punto lo hanno lasciato andare, mentre l'anziano è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro. Agatino Botta però non è riuscito a superare la notte ed è deceduto nel reparto di ortopedia e traumatologia, dove era stato ricoverato per una frattura al femore. 2 giorni dopo il conducente dell'Audi si è presentato in commissariato spiegando di aver appreso della morte dell'anziano dalla stampa e di avere il dubbio se la vittima fosse stata investita da lui o fosse caduta autonomamente mentre sopraggiungeva la sua auto. Sulla vettura sono stati disposti appositi rilievi, mentre sulla salma dell'anziano sarà eseguita l'autopsia. L'automobilista è indagato per i reati di omicidio stradale e omissione di soccorso. Adesso parliamo di migranti, nuovo sbarco a Lampedusa, sono arrivati in 138, mentre la nave Sea-Watch è rimasta in fermo amministrativo a Pozzallo. Il servizio. Sbarco di migranti la notte scorsa a Lampedusa, a largo dell'isola delle Pelagie. Militari della Capitaneria di Porto hanno rintracciato un barcone di 11 metri e trasbordato le 138 persone che vi erano a bordo. Tra i migranti anche una donna al 7° mese di gravidanza. I profughi arrivano da Egitto, Siria, Pakistan e Bangladesh. La carretta, salpata da Sabrata in Libia, è stata lasciata alla deriva. Dopo un primo triage sanitario sono stati condotti nell'hotspot di Contrada Imbriacola, dove si trovano attualmente 383 ospiti. Fermo amministrativo intanto nel porto di Pozzallo per la Sea-Watch 5, arrivata nella notte tra giovedì e venerdì dopo il salvataggio di 56 migranti. Il provvedimento è scattato per violazione delle disposizioni del Centro Coordinamento Salvataggi in Mare di Roma, che avrebbe comunicato alla nave dell'ONG tedesca di rivolgersi per il soccorso al centro di coordinamento della Libia. Nel porto siciliano ci sarebbe anche un fermo di indiziato di delitto per un presunto scafista. Intanto è stata disposta l'autopsia sul corpo del giovane 18enne deceduto a bordo dell'imbarcazione. 4 dei migranti soccorsi erano stati trasbordati su una motovedetta della Guardia Costiera Italiana e trasferiti per evacuazione medica urgente a Lampedusa. Bisogna investire sul diportismo nautico in Sicilia. Sono le parole del ministro per il mare Nello Musumeci, che ieri ha visitato il Salone Nautico di Catania. È andata per noi Giusy Lazzara. Barche che fanno sognare, ce ne sono per tutte le tasche e i gusti. Il settore è in crescita, il diportismo nautico in Sicilia investe e crede in nuove prospettive. Ne è convinto il ministro del mare Nello Musumeci in visita al Nauta, il salone nautico del Mediterraneo di Mister Bianco.
Noi siamo al 4° posto in Italia fra le regioni marinare. Si tenga conto che 2 porti stanno per essere completati, 2 porti che si affacciano sul Tirreno, ma abbiamo ancora tante altre opportunità da sapere cogliere. In Italia ci sono 161.000 posti barca e si sta lavorando per potenziarne la disponibilità. Abbiamo il dovere di puntare sull'aumento dei posti barca e su una produzione, quindi a sostegno dei nostri produttori, delle piccole e delle medie imprese che cercano dalla politica soltanto semplificazione delle procedure, meno burocrazia, più celerità nella definizione delle pratiche. Questo per un rilancio della filiera che vede le industrie sempre più specializzarsi, non solo componentistica ma produzione di gommoni e barche che superano i 10 metri. Dopo l'approvazione del nuovo piano di edilizia ospedaliera della Regione Siciliana da parte del Ministero, arriva un nuovo via libera, stavolta dal Consiglio Nazionale dei Lavori Pubblici, per la costruzione del polo pediatrico di eccellenza a Palermo. Dopo 6 anni di stop, dunque, il cantiere può ripartire. Manlio Viola. Via libera alla costruzione del nuovo polo di eccellenza pediatrica della sanità siciliana. Il nuovo ospedale sorgerà a Palermo come previsto fin dalla programmazione dell'ultimo governo lombardo quasi 12 anni fa. Un ospedale la cui costruzione era già stata appaltata e avviata, ma le opere si erano subito bloccate, divenendo una delle grandi incompiute siciliane. Ora il cantiere potrà ripartire grazie all'approvazione della rimodulazione dei fondi ex articolo 20 per l'edilizia ospedaliera approvata dalla Giunta Schifani e che ha avuto il via libera da parte del Ministero inizio settimana e all'ulteriore via libera giunto in queste ore da parte del Consiglio Nazionale dei Lavori Pubblici per l'opera specifica. Nel dettaglio, il nuovo ospedale sorgerà a nord della città di Palermo in un'area accessibile direttamente dalla circonvallazione. Per l'ospedale pediatrico sono previsti quasi 118 milioni e mezzo di euro, si svilupperà su 24.000 metri quadrati e conterà su 150 posti letto. I tempi di realizzazione sono stimati in 48 mesi, quindi 4 anni dal riavvio del cantiere, oggi visitato dal Presidente della Regione. Vi saranno tutte le specialità pediatriche, compresa la cardiochirurgia, che negli ultimi anni è stata assegnata all'ospedale Sirina di Taormina proprio per i ritardi di Palermo. Nel frattempo però Taormina è diventato un punto di riferimento e la Regione chiederà dunque una deroga a Roma per mantenere aperte entrambe le strutture, anche dopo il completamento del polo d'eccellenza di Palermo. Adesso parliamo di fumetti perché è stata presentata la 12ª edizione di Etna Comics, che quest'anno sarà allestita come sempre alle Ciminiere dal 6 al 9 giugno. A firmare il manifesto del festival è stato Zero Calcare, che sarà anche l'ospite d'onore. Il personaggio a cui si è ispirato è un grande della letteratura siciliana. Il servizio di Simona Mazzone. C'è il premio Nobel Luigi Pirandello nell'immagine del manifesto che rappresenta l'edizione 2024 di Etna Comics, che quest'anno spegne 12 candeline e che tornerà a Catania dal 6 al 9 giugno. Lo straordinario autore siciliano è raffigurato dalla penna di Zero Calcare, primo ospite confermato del Festival del Fumetto, del Gioco e della Cultura Pop, che si è ispirato alle maschere di Uno, Nessuno e 100.000. Tanta attesa e un po' di mistero sugli altri nomi. Abbiamo breve qualche conferma di ospiti che vengono dal mondo del cinema, quindi non mi fate sbottonare. In questi giorni faremo una serie infinita di annunci di ospiti che sono in cantiere già da diverse settimane. Abbiamo aspettato il lancio del manifesto per fare tutti gli annunci possibili. E quest'anno Etna Comics pensa in grande, aperta a tutti, tanti spazi e nessuna barriera. Non ci saranno barriere architettoniche perché saremo tutto su un piano. Come sapete non avremo la disponibilità del padiglione F1, quindi ci siamo allargati in altro senso. Sarà una manifestazione aperta e all'aperto. Non solo le Ciminiere storica location, ma anche diversi eventi collaterali legati al festival in altrettanti punti della città. Utilizzeremo degli spazi esterni alle Ciminiere, tipo vicino alla stazione, Piazza Giovanni XXIII, via Archimede, e utilizzeremo il Comune, ci ha dato la possibilità di utilizzare alcune stanze del Palazzo della Cultura per fare una mostra che sarà aperta al pubblico e gratuita, in cui racconteremo i 70 anni della TV con delle opere del maestro Cavazzano. Non mancheranno le aree tematiche e poi tante mostre e corsi di scrittura creativa.
Adesso ci fermiamo, piccola pausa, poi il calcio. Nella seconda parte del nostro TG Sicilia parliamo di calcio, partiamo dalla Serie B perché il Palermo oggi affronterà fuori casa il Lecco, ultimo in classifica. Corini crede ancora che sia possibile agganciare la promozione diretta. Il servizio. Il Palermo crede ancora alla promozione, seppur i punti di distacco dalla Cremonese, che è seconda, sono 7. E lo stesso allenatore Eugenio Corini, alla vigilia del match contro il Lecco, fuori casa, a provare a dare una scossa all'ambiente, depresso dopo le 2 sconfitte consecutive contro Ternana e Brescia. Ma il fatto che noi ci proveremo fino alla fine è indubbio, e questo lo metto, come ti posso dire, in maniera ufficiale, che per noi la partita di Lecco vuol dire riniziare un percorso, vuol dire vedere che dobbiamo fare bene noi, perché senza fare punti noi non puoi sicuramente scalare la classifica, e magari quello che è capitato a noi in queste 2 partite può capitare a qualche altra squadra che in questo momento c'è davanti in classifica, però noi dobbiamo ripensare a fare il nostro e di conseguenza, come vi ho detto, lo dico da 13 partite fa, che c'erano un sacco di punti ancora da fare, ce ne sono ancora tantissimi perché 10 partite valgono 30 punti. Forse 10 finali, la prima domani a Lecco, ultimo in classifica, che nelle ultime 5 partite ha fatto un solo punto. Ma in B non ci sono gare dall'esito scontato, ecco perché il Palermo deve tenere alto il suo livello di guardia. Corini sta pensando ad un cambio modulo, un 4-2-3-1 con l'avanzamento di Ranocchia assieme a Di Francesco e Di Mariano a supporto di Brunori. In difesa tornerà titolare Ceccaroni. Domani fischio d'inizio alle 16:15, oltre 1000 tifosi rosanero presenti. Adesso passiamo al Catania, che avrà in panchina il nuovo tecnico Michele Zeoli, che ieri ha parlato nella sua prima conferenza stampa. Il servizio. Ricominciamo, se lo sarà ripetuto anche Michele Zeoli in questi giorni, lui che l'anno scorso da secondo di Ferraro in questo periodo si preparava a festeggiare la promozione, adesso invece di nuovo alla guida della prima squadra dopo il breve interregno di novembre, chiamato ad invertire la rotta dopo 6 mesi orribili in campionato. Sono stato chiamato per aiutare e credo che sia la cosa più bella questo, se dovessi mettere da parte davanti le mie ambizioni, il mio io, il mio modo di pensare, il calcio, in questo momento farei il più grosso errore della mia vita. Zeoli è un esempio di amore per il rosso-azzurro, un uomo del club che gode della piena fiducia della dirigenza. Alla presentazione di oggi al suo fianco sedeva il vicepresidente Grella. Per la prima partita con il Potenza dovrà subito fare i conti con le assenze. Teio squalificato, mentre Rapisarda si è allenato, ne va solo valutato l'utilizzo. Si va verso la difesa 4 con 3 interpreti in mediana e in 3 là davanti con il rilancio di Chiarella, probabilmente dal primo con Cicerelli e uno fra Costantino e Cianci. Occhio a Peralta, che potrebbe anche partire da mezzala e consentire il cambio di sistema in un 4-2-3-1. C'è da fare i punti. Il vicepresidente e il presidente dice che lui la classifica non la guarda, invece io la devo guardare, la devo far guardare i calciatori, perché quella è la realtà. Catania Potenza sarà come sempre seguita da Telecolor, diretta a stadio, offrirà 3 ore live con collegamenti dal Massimino e commenti da studio. A fine gara le interviste con i protagonisti. Adesso parliamo del Messina, atteso in trasferta in casa della vice capolista Benevento, convocato Pacciardi, assente da 7 gare, ma pesano le assenze di Manetta ed Emmausso. Il servizio è di Sergio Colossi. Allora, abbiamo qualche problema con il servizio, ve lo proporremo nelle prossime edizioni, dunque il nostro telegiornale finisce qui, non ci sono ulteriori notizie. Vi ricordo che subito dopo andrà in onda la rassegna stampa curata oggi dalla collega Emanuela Corsi. L'informazione invece sull'Antenne Sicilia con il nostro notiziario ritornerà più tardi alle 13:30. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di domenica a tutti.
Buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. A Torre Faro, manifestazione dei comitati e delle associazioni contro il ponte, tra loro anche i deputati Bonelli e Fratoianni tra i firmatari dell'esposto contro la società Stretto di Messina. Notte di fuoco a Castellammare del Golfo nel Trapanese, il rogo appiccato nella zona di Monte Inici ha minacciato alcune abitazioni e un hotel. Limitazioni ai voli da e per l'aeroporto di Catania, artificieri all'opera per far brillare un ordigno tedesco della Seconda Guerra Mondiale rinvenuto nella zona industriale di Pantano d'Arci. Prima la sentenza d'appello, poi la richiesta di estradizione. Non si ferma la battaglia della mamma di Filippo Mosca, rinchiuso da 10 mesi in un carcere della Romania, che durante la trasmissione Il Punto su Telecolor raccoglie l'impegno dei senatori siciliani. A 3 mesi dalle elezioni europee, partiti in fermento per le candidature. In lizza potrebbe esserci anche il nome dell'ex presidente della regione, leader del Movimento per le Autonomie, Raffaele Lombardo. Calcio in Serie B, il Palermo a Lecco, ultima chiamata per la promozione diretta, il Catania di Zeoli in Serie C tra poco in campo contro il Potenza. Servono punti per evitare la zona play-out. Nella stessa categoria Messina in trasferta a Benevento. Ancora buongiorno, apriamo il nostro telegiornale con la manifestazione di protesta a Torre Faro, dove si sono incontrati i comitati e le associazioni contro il ponte, con loro i deputati Bonelli e Fratoianni, che sono tra i firmatari dell'esposto contro la società Stretto di Messina, da cui poi è scaturita l'inchiesta. Ci racconta tutto Francesco Triolo. L'esposto contro il ponte è un atto necessario perché la società Stretto di Messina e il governo trattano questa materia con assoluta riservatezza e questo è assolutamente inaccettabile. A dirlo è stato Angelo Bonelli, leader di Europa Verde a Messina, a Torre Faro, per un incontro sul ponte. Il leader dei Verdi ha ribadito la propria posizione definendo l'opera un furto di risorse al sud nei confronti di una carenza cronica di ferrovie, di un'assenza di investimenti nella sanità o al tema della difesa del suolo. Una battaglia politica nazionale su cui il deputato annuncia anche la possibilità di raccogliere le firme per un referendum per sapere cosa ne pensano gli italiani sul ponte e per abolire il decreto ai sensi della Costituzione italiana. Salvini la deve smettere, ha detto Bonelli, di utilizzare le risorse del paese per promuovere opere che sono dannose e sul ponte le risorse non ci sono. Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, sempre a Messina, durante l'incontro del ponte ha annunciato invece battaglia in Parlamento e anche fuori dal Parlamento contro un'opera ritenuta inutile, enormemente costosa, che rischia di sottrarre ancora più risorse al Mezzogiorno. Per Fratoianni la priorità deve essere la sicurezza idrogeologica e sismica del paese, investimenti sul welfare per proteggere le persone più fragili. A Castellammare del Golfo un vasto incendio alimentato dai venti di scirocco ha lambito le case della zona CIS. Spiega tutto in questo servizio Laura Spanò. A Castellammare del Golfo da ieri sera è corsa contro il tempo per arginare il vasto incendio che sta interessando la zona del Belvedere, Monte Inici e lato Costa Grande. La situazione al momento pare sia sotto controllo, ma si temono ripartenze visto il forte vento che spira sulla zona. Ad alimentare il rogo scoppiato attorno alle 20 di ieri sera nella zona della chiesetta della Madonna di Fatima lo scirocco, ma non è escluso che dietro possa ancora una volta esserci la mano dell'uomo. Stamane i vigili del fuoco avevano registrato più fronti di incendi attivi anche sulla parte alta di Monte Inici. Le squadre presenti sono a protezione delle abitazioni della statale 187. Sul posto 6 squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Trapani e 2 autobotti, 36 le unità operative impegnate e 12 automezzi coadiuvati dal distaccamento di Alcamo. A supporto sono giunte da Palermo altre 2 squadre di vigili del fuoco. A dare manforte diverse squadre della protezione civile. In zona stanno operando 2 squadre di SOS Valderici che erano rientrate attorno alle 4 del mattino, ma sono state richiamate con un autobot da 7
7.000 litri di acqua. Presenti già nella tarda serata di ieri, attivati dal Dipartimento di Protezione Civile, l'associazione Fire Rescue di Alcamo con 12 volontari e 2 mezzi, la Croce Rossa di Alcamo con 14 volontari e 3 mezzi, tra cui un'ambulanza SOS Valderici con 6 volontari e 2 mezzi antincendio. Anche le forze dell'ordine sono presenti nella zona per coordinare gli eventuali interventi di natura sanitaria e per gestire la circolazione delle auto. Stamane è stato chiesto l'intervento aereo dei Canadair, ma a causa del forte vento non possono operare. Ed è stata disinnescata poco dopo mezzogiorno la bomba tedesca di 250 kg trovata in un terreno a Pantano d'Arci nella zona industriale di Catania. È stato fermato con alcune limitazioni anche l'aeroporto di Catania. Noi vi proponiamo le spettacolari immagini di questa bomba attraverso il servizio di Tonino De Mana. L'ora X è scattata alle 12:15, ora in cui la bomba di 250 kg, residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale, è stata disinnescata. È stato necessario far evacuare case, stabilimenti ed una fattoria, chiudere strade nell'arco di 400 metri per far brillare un ordigno aereo di nazionalità tedesca rinvenuto in contrada a Pantano d'Arci nella zona industriale di Catania. Le operazioni di bonifica e brillamento sono state programmate nella giornata festiva e di buon mattino per alleviare i disagi alla viabilità e al traffico aereo, interdetto solo per brevi fasce orarie tra le 7:30 e le 8 e le 12 e le 12:30. Alle 6 del mattino, su disposizione della prefettura, è stato aperto il centro coordinamento soccorsi allestito in uno dei padiglioni della ST. A coordinare le operazioni il viceprefetto aggiunto di Catania, Federica Nicolosi. La giornata di domenica è stata scelta proprio sia per la limitazione del traffico veicolare, per il minor impatto anche nel riguardo alla fascia oraria individuata in relazione al minor traffico veicolare anche aereo, nonché per le attività ridotte delle aziende coinvolte e inserite nel territorio della zona rossa. All'operazione hanno preso parte i militari del 4° Reggimento Guastatori di Palermo e dell'aeroporto di Sigonella, ENAV, ENAC, ASP, SAC, Croce Rossa, Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco Forestale, Polizia Municipale e Protezione Civile Comunale, quest'ultima al comando del funzionario Lara Riguccio. L'ordigno è stato prelevato ed interrato per ridurre il potenziale esplosivo, per poi farlo brillare sul posto e renderlo inoffensivo. A Catania, quarto blitz antidroga nella stessa casa di San Cristoforo. 3 pusher, un 31enne e 2 minorenni sono stati arrestati dai carabinieri che per la 4ª volta sono intervenuti nello stesso appartamento di via Di Giacomo, che è stato già teatro di precedenti operazioni, nel corso delle quali sono stati arrestati 11 spacciatori. Non c'è che dire, proprio una casa di spaccio. E adesso ci occupiamo del caso di Filippo Mosca. Ieri al Punto il giovane nisseno detenuto da 10 mesi in Romania. Il senatore di Fratelli d'Italia Sallemi ha detto che bisogna attendere prima la sentenza per chiedere poi l'estradizione del ragazzo in Italia. Il servizio di Emanuela Corsi. Innanzitutto io non chiedo la liberazione di Filippo, io chiedo che Filippo venga sottoposto ad un giudizio imparziale, ed è un diritto che gli è venuto negato fin dall'inizio, dalle primissime fasi di questo procedimento. Il caso di Filippo Mosca finisce nella nostra trasmissione Il Punto, dove Ornella Matraxia, la madre del giovane nisseno detenuto in Romania, ha avuto un confronto con alcuni rappresentanti della maggioranza parlamentare. In studio anche il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi, componente della Commissione Giustizia, che proprio recentemente ha depositato un'interrogazione sulla vicenda. Sallemi chiarisce che il governo non può intervenire sull'autonomia giudiziaria di un altro paese, ma che bisogna attendere la sentenza in appello fissata per il 19 aprile per chiedere l'estradizione. Nella autonomia giudiziaria di uno Stato sovrano noi non possiamo entrare. Quello che noi possiamo fare è attivare i nostri cavalli, i nostri contatti diplomatici e fare in modo che qualora dovesse esserci una condanna lui possa scontare la pena, come avverrà per Chico Forti, in Italia, in un regime diverso rispetto a quello detentivo che sta affrontando in Romania. Questa è la battaglia che dobbiamo affrontare. Le posso garantire, ripeto, che al di là della mia interrogazione c'è un movimento diplomatico di fondo. Un impegno trasversale ribadito in studio anche dalla senatrice pentastellata Dolores Bevilacqua. L'impegno massimo sarà quello di poter portare il prima possibile suo figlio a eventualmente scontare la pena in Italia, ma bisogna sicuramente attendere. Una lunga attesa per la sentenza e le speranze dei familiari di Filippo non sono molte, dopo che alla scorsa udienza i giudici non hanno permesso ai funzionari dell'ambasciata
all'ambasciata italiana di restare in aula. Era un diritto di Filippo avere il proprio governo come osservatore all'interno dell'udienza. Non è fatto molto strano che loro abbiano deciso invece di fare uscire i signori dell'ambasciata, la dottoressa Navarra, il capo dipartimento dell'ambasciata italiana in Romania, fuori dall'aula. Quindi questo lo consegno, non voglio essere polemica, però è un dato supplementare che capite bene che mi mette angoscia più di quella che già proviamo da 10 mesi a questa parte. Intanto il 25 marzo i giudici romeni si pronunceranno sulle misure cautelari per il giovane siciliano. Incrostazioni, ragnatele e persino un gatto tra i panetti di un panificio di Giarre chiuso perché i locali erano in pessime condizioni igienico-sanitarie. Consapevole però delle consistenti mancanze sulla salubrità degli ambienti, il panettiere, con una licenza di panificazione ormai datata, continuava a svolgere la sua attività di panificatore sotto traccia, aprendo e chiudendo l'attività nelle ore notturne per non essere poi notato. Insomma, in questo caso però lo hanno notato e lo hanno chiuso e sanzionato le forze dell'ordine. Adesso la politica, parte la corsa alle candidature in vista delle elezioni europee di giugno e i partiti sono in fermento. Pochi, anzi pochissimi, i nomi nuovi. La sorpresa però potrebbe arrivare dal Movimento per l'Autonomia con il nome di Raffaele Lombardo. Maglio viola. Giochi fatti dentro Forza Italia o quasi, scelte già operate nella Lega ma con l'incognita dell'alleato Raffaele Lombardo, accordo in arrivo per la DC di Cuffaro per una lista di centro, Fratelli d'Italia che deve fare i conti con le due anime in cui è divisa in Sicilia. Si viaggia verso le europee nel centro-destra e lo si fa ciascuno per sé, ma guardando anche a cosa fanno gli altri. Scelte diverse invece nell'opposizione dove Cateno De Luca stringe patti a nord, il Movimento 5 Stelle va al click day ma con indicazioni chiare del presidente Conte e il PD che è sotto pressione per la voglia di candidarsi di esponenti storici del fronte antimafia. Fra gli azzurri appare ormai da tempo certa la candidatura di Marco Falcone, assessore regionale all'economia, ed Edi Tamaio, assessore regionale alle attività produttive. Su queste due candidature si determinerà lo scontro principale fra le aree politiche interne al partito. Si sa già ad esempio che Schifani appoggerà Tamaio. Le due candidature degli assessori facilitano la composizione della lista, dove ormai è corsa ai numeri 2, che sperano così nella rinuncia dei big per un posto d'oro a Bruxelles. In Fratelli d'Italia c'è il personaggio scomodo Giuseppe Milazzo, eurodeputato uscente ma che era stato eletto nelle file azzurre, e c'è la voglia dell'ex assessore alla salute Ruggero Razza di provare la corsa. Il partito della Premier è diviso però sempre in due anime, i meloniani della prima ora e gli uomini e donne di Musumeci. La Lega ha scelto di ricandidare Annalisa Tardino, ma deve fare i conti con l'alleato MPA, Raffaele Lombardo, che continua a dire che non sarà candidato, ma a domanda diretta a margine dell'incontro di Ragusa si fa scappare un mai dire mai. Mai dire mai, perché ogni settimana arrivano nuove ambasciate e pressioni. Si chiama Lista Libertà, invece il nuovo progetto di Cateno De Luca, che ha già stretto alleanze con Sud, chiama Nord, e il Partito Popolare per il Nord di Roberto Castelli, ex ministro della Giustizia. In attesa del click day del Movimento 5 Stelle, nel quale saranno schierati anche ex sindaci come Piccitto e 5, a sinistra si muove il Movimento Antimafia, che potrebbe schierare a sua volta l'ex sindaco di Palermo Leo Luca Orlando, che insiste per essere candidato, l'ex presidente della regione Rosario Crocetta, mentre l'ex presidente dell'IRSA Pantoci cerca spazio fra i 5 Stelle, sponsorizzato personalmente proprio da Giuseppe Conte. Anche a Catania, Confcommercio Professioni, la struttura che riunisce e dà voce unitaria alle associazioni professionali del sistema confederale, figure eterogenee per fare network e accompagnare le nuove generazioni verso la scelta di professioni autonome che possano contribuire alla crescita del mercato e favorire una nuova occupazione. Presidente provinciale della neocostituita Confcommercio Giovani Professioni è Pietro Ambra. Adesso a Catania, dove è stata la quarta tappa del tour dell'UGL organizzato per il 74esimo anniversario della Confederazione. Il pullman lavoro e partecipazione è arrivato ieri pomeriggio in Piazza Università, un'occasione per parlare di lavoro e prospettive per la mancata attuazione dell'articolo 46 della Costituzione. Il servizio.
Il pullman Lavoro e Partecipazione dell'UGL ha fatto tappa anche a Catania, in Piazza Università. Il capoluogo etneo è la quarta delle 20 tappe del tour nazionale organizzato per il 74esimo anniversario della Confederazione. La manifestazione è l'occasione per fare il punto sulle prospettive della mancata attuazione dell'articolo 46 della Costituzione. Sarebbe dovuta essere pronta quando è stata promulgata la Costituzione italiana, perché l'articolo 46 prevedeva già allora la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese all'interno di un quadro di normative che i governi o il Parlamento doveva realizzare. Questo non è stato nel nostro paese, a differenza del nord Europa, dove la partecipazione è applicata in Francia, in Germania, nei paesi come la Svezia. Nel nostro paese questa attenzione non c'è stata. Il tour partito da Roma girerà l'Italia fino al prossimo 25 marzo. In 20 giorni toccheremo tutte le regioni d'Italia, siamo partiti da Roma, abbiamo fatto Cagliari, Napoli, Cosenza e poi Catania. Si chiuderà il 25 di marzo a Milano, dove festeggeremo peraltro il 74esimo anniversario della fondazione della CISNAL, oggi UGL. Catania è intervenuto anche il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci. Far partecipare i lavoratori alla gestione delle imprese, ha detto il ministro, significa eliminare la conflittualità tra capitale e lavoro, ma significa anche rendere il lavoratore responsabile dei processi produttivi, dando maggiore dignità alla funzione del lavoro stesso. E adesso ad Agrigento, dove ci occupiamo della festa del mandorlo in fiore, che è appena iniziata con la prima sfilata. Il servizio di Davide Sardo. Agrigento è in festa tra i fiori del mandorlo, in un mix coinvolgente di musica, canti, balli, tradizioni e tanto folklore. All'ombra della Valle dei Templi, l'avvento della 76esima edizione del mandorlo in fiore, con la prima sfilata dei gruppi partecipanti al 66esimo Festival Internazionale del Folklore e al 21esimo Festival Internazionale I Bambini del Mondo. Per le strade e le piazze della città si sono esibiti anche gruppi siciliani, ambasciatori delle tradizioni locali. Arriviamo da Catania con la nostra vulcanica energia, porteremo il nostro folklore ad Agrigento in questa meravigliosa location del mandorlo in fiore. Grazie ad Agrigento. Abbiamo raffigurato questa donna, no? Che è la primavera, così bella con tutti i fiori, il mandorlo in fiore, abbiamo il calamone, finalmente l'hanno messo all'impiedi, abbiamo i templi dei Dioscuri e così via. Ci sono 33 gruppi che alleteranno tutta la città. C'è un po' di vento ma non lo sentiamo neanche, c'è il calore della gente che ci sta abbracciando, la città è invasa da mercati e siamo dei mercatini del mandorlo e siamo ancora all'inizio. La festa proseguirà per l'intera settimana con sfilate ed esibizioni in città e sui palchi del Teatro Pirandello e del Palacongressi. Prossimo suggestivo appuntamento è nel pomeriggio di martedì 12 marzo con l'accensione del Tripode dell'Amicizia ai piedi del Tempio della Concordia, dove la fiamma, alimentata dalle fiaccole di tutti i gruppi, simboleggerà il messaggio della concordia e l'appello alla pace tra i popoli. E adesso ci fermiamo per una piccola pausa, poi un'ampia pagina di calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia, parliamo di calcio. Cominciamo con il Palermo che alle 16:15 sarà in campo a Lecco. Rosanero che devono necessariamente vincere sul campo dell'ultima in classifica per sperare ancora di agganciare la zona della promozione diretta. Marco Gulla. Credere ancora nella promozione diretta o iniziare a lavorare in ottica playoff? Il Palermo di scena oggi pomeriggio a Lecco, con la vittoria di ieri della Cremonese sul Como, vede allontanarsi il secondo posto, ma deve vincere per lasciarsi alle spalle le 2 sconfitte consecutive e tornare in careggiata. Il Lecco è ultimo, ma quella di oggi rappresenta un'ultima chiamata per giocarsi la salvezza. La delusione forte che ti fa barcollare, ma che poi ti dà una forza e un'energia incredibile, perché abbiamo già dimostrato di saper fare delle cose importanti. Nei momenti difficili questa squadra ha sempre trovato risorse ed energie. Nel momento in cui potevamo spiccare il volo abbiamo preso di nuovo 2 schiaffoni che ci hanno riportato a terra, però vedo e sento energia per quello, come li vedo lavorare, con che impegno, con che dedizione, con la delusione che è in tutti noi,
perché siamo i primi a essere delusi dopo aver percepito qualcosa di incredibilmente bello che stava per nascere, e dunque questo dipende da noi. Una gara da non sbagliare, con in ballo anche il futuro di Eugenio Corini. La posizione del tecnico è salda, ma è chiaro che una sconfitta contro l'ultima in classifica porterebbe a delle profonde riflessioni. In avanti si cambia, Ranocchia dovrebbe essere avanzato assieme a Di Mariano e Di Francesco alle spalle di Brunori. In difesa torna Ceccaroni, si parte alle 16:15. E adesso parliamo del Catania, che è atteso oggi pomeriggio contro il Potenza. Sarà la prima in panchina per il tecnico Zeoli. Adesso servono i 3 punti per evitare la zona pericolo. Il servizio. Dopo Tabiani e Lucarelli tocca a Zeoli, che non ha mai svestito il rossazzurro, ma che ora ha pieni poteri ed avrà sulle spalle il peso di una città che vive di calcio. Si ricomincia alle 16:15, quando al Massimino scenderà in campo il Potenza degli ex Di Grazia e Rossetti. Messo in archivio il 5-2 di Avellino, il Catania ha l'obbligo morale di rialzarsi per allontanarsi dalla zona play-out e per poi giocarsi tutto con la Coppa Italia di Serie C, che può aprire un'autostrada per i play-off. Zeoli è chiamato ad invertire la rotta dopo 6 mesi orribili in campionato, con 13 sconfitte in 30 gare disputate, un po' troppo per una squadra che ambiva alle posizioni di vertice e che adesso staziona con un margine non proprio rassicurante sulle squadre pericolanti. Servono i 3 punti anche per riappacificarsi con la tifoseria, e per cercare di conquistare Zeoli punta su Chiarella, sull'ex di turno San Monaco e sul probabile recupero di Rapisarda, in questo caso Castellini potrebbe essere spostato sull'out di sinistra. Si va verso la difesa a 4 con 3 interpreti in mediana e 3 là davanti, con il rilancio, come detto, di Chiarella, probabilmente dal primo minuto con Cicerelli ed uno tra Costantino e Cianci. Occhio a Peralta, che potrebbe anche partire da mezzala e consentire il cambio di sistema in un 4-2-3-1. Out Teio squalificato, Di Carmine, Quaini, Chirico e Bois. Calcio d'inizio alle 16:15. Dirige l'incontro Samuele Andreano della sezione di Prato. Adesso parliamo del Messina, atteso dalla prova di maturità a Benevento. In casa della vice capolista dovrà imporsi per fermare la corsa degli avversari. Tra l'altro il Benevento guidato dall'ex Auteri. Il servizio di Sergio Colosi. L'anno scorso sembrava l'epilogo della sua carriera, ora invece è l'indiscusso trascinatore della vice capolista. Le 2 facce di Gaetano Auteri, personaggio in vetrina della sfida di oggi pomeriggio al Vigorito tra Benevento e Messina. Lasciò all'ultimo posto i giallorossi, che lo ritrovano imbattuto dopo 11 giornate con 8 vittorie. La squadra di Modica, priva di Manette e Mausso tra i migliori negli ultimi mesi, sembra chiusa dal pronostico, ma in questo campionato spesso è riuscita a cambiare pelle nei momenti più complicati. 4-2-3-1 con Fumagalli in porta, Polito e Dumbravano centrali. Pacciardi è convocato dopo un'assenza di 7 giornate e parte dalla panchina con Ortisi e Lia ai lati. Centrocampo con Franco e Frisenna, sulla 3/4 Rosafio, Ragusa e Zunno con Plescia dall'inizio, oppure l'alternativa è Firenze a centrocampo con Zunno in attacco e Plescia in panchina. Un dubbio che ha accompagnato la vigilia di questa sfida, che potrebbe regalare punti importanti e inattesi alla classifica del Messina, diviso dalla realtà di una salvezza vicina e dal sogno dei play-off. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui. Vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di domenica a tutti.